È vero che qui i ragazzi tendono a saltare in mezzo ai binari. Eh sì, è vero. Sì, molto spesso succede che davanti ai propri occhi vedi tante ragazzi che fanno questi atteggiamenti veramente stupidi. E li si richiama anche, quindi a volte glielo si dice, però non ti danno proprio ascolto. Saltare tra i binari mentre sta arrivando un treno. Questa è l'ultima tragica moda che sta serpeggiando tra i giovanissimi studenti che frequentano la stazione di Lancenigo. L'allarme è stato lanciato da alcuni genitori che dal parcheggio della stazione hanno visto i ragazzi saltare da una banchina all'altra senza utilizzare il sottopasso. Anche per noia di fare un sottopassaggio momentaneamente, quindi anche sì, può essere anche per una prova di coraggio. Però. Oggi forse perché c'è la nostra telecamera tutti sono stati un po' più attenti, ma non abbastanza. Guardate dove più di qualcuno aspetta l'arrivo del treno verso Venezia. Fermi ben oltre il limite di sicurezza e non si spostano nemmeno quando il treno inizia a suonare. Quasi una sfida a chi si sposta per ultimo, in una prova di coraggio che non ha alcun senso. E stando alle testimonianze è una moda che si ripete da tempo. Studenti quasi tutti del Planck che sta già agendo per cercare di arginare il fenomeno. Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo, però non basta. Preside che ci conferma come nella stragrande maggioranza dei casi dietro a questi gesti c'è un forte disagio familiare, con questi ragazzi che cercano di attrarre l'attenzione degli adulti. Per questo oramai non si contano più le convocazioni di genitori a scuola. Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro questi comportamenti ci sono dei disagi.